anche Bollani, non solo con lui. occhiali così non mi vedono. Bollani, Cracco, erano, cioè uno era cuoco e uno era musicista. Ecco, stavamo parlando, scusate, l'introduzione, così stiamo ancora allestendo, perché chiaramente sono qui dalla padrona di casa di Villa Giulia, che si chiama però Barbara, e quindi chiaramente lei, essendo la padrona di casa, è un posto bellissimo, chiaramente poi ha il posto giusto anche per fare l'intervista. Chiaramente io ho accettato chiaramente questa Sì, ho chiesto cosa di fare l'intervista nella limonaia storica. Ecco, anche perché io poi imparo venendo qui e poi chiaramente comunico al mondo intero, e quindi qui si impara sempre qualcosa, ecco, quindi è diciamo la chicca che non appare immediatamente, era qua nascosta, ecco, non l'avevo notata. Veramente? Ecco, no, cioè adesso, a parte che sì, in effetti questa è una zona di limonaie. Poi una volta mi dicevano quelli di Salò della cedrata Tassoni, c'erano anche i cedri. Anche i cedri, sì, ce l'abbiamo anche noi. Ecco, diciamo che sì, le limonaie sono tutta una caratteristica appunto di queste zone, che si vedono, devo dire, proprio questa è la particolarità, però qui non l'avevo notata, ma appunto c'è, la stiamo utilizzando, potrebbe essere, chissà, un giorno qualcosa, non lo so. No, beh, allora noi la limonaia è in funzione regolarmente, quindi noi produciamo i nostri limoni, ecco. li vendo anche perché ne facciamo un sacco, di solito sui 4 quintali. Quest'anno abbiamo raccolto veramente tanto. E poi l'inverno viene coperta con dei legni sopra e davanti ci sono delle finestre di vetro proprio, quindi diventa in inverno una grande serra praticamente. Questa sì è una zona di limonaie, cedri anche, sì. Perché c'è un clima particolare, qui l'olio si cuce fino a Riva del Garda, anche se non ci fosse il lago l'olio si fermerebbe a Brisighella dalle mie parti, me l'hanno spiegato ultimamente, però il lago permette di alzare il parallelo molto più in su. Infatti anche sul lago di Como in realtà esiste anche là un olio loro, raro da trovarsi nei ristoranti, perché i ristoranti fanno un po' tutte le stesse cose. Sì, beh, ultimamente quindi sì. Ecco, cioè, sul lago magari si mangia molto pesce del mare, crostacei in realtà non ci sono, sono queste cose che insomma continuano ad andare avanti. In realtà possono esserci dei prodotti locali, e siamo proprio qui a parlare di questo. E infatti ci sono, ecco. No, anche perché preciso che da Gargnano a Limone è solo in questa zona qua che c'è un microclima particolare dove crescono i limoni, perché se lei va a Desenzano là è già diverso. Ecco, quindi proprio Gargnano e Limone, questi 20 km qua di costa, c'è proprio un microclima diverso dagli altri paesi. Poi c'è il posto che si chiama appunto Limone, come c'è poi andando in Francia verso Col de Tende, là c'è il limone, quello che si va a sciare, c'è un limone, il limone di Piemonte? Sì, c'è il limone, ecco, quel limone scistico, diciamo, e quindi bene, no, adesso parlando di limone, perché ho studiato un po' l'anzianità, cioè a forza chiaramente di tornare in questi luoghi guardi sempre più i dettagli, che Limone sul Garda è in provincia di Brescia, l'ultimo mi sembra paese, no? L'ultima località in provincia di Brescia, dopodiché c'è il Trentino, quindi devo dire che a Limone, magari scendendo da Rovereto eccetera eccetera, è abbastanza semplice. Poi fra Gargnano e Limone in realtà ci sono tutte queste gallerie storiche che separano molto, ecco, quindi in realtà siamo sempre in provincia di Brescia, però andare da qui a Limone è un viaggio, ecco, anzi io non lo consiglio, cioè qui si arriva direttamente da Salò, no? Da Milano ad esempio, partendo è comodissimo arrivare a Gargnano, dopodiché diventa un po' difficoltoso, almeno per me, arrivare a Limone. Preferisco magari scendendo da Bolzano, Rovereto, e andarci direttamente, perché c'è questa galleria che è effettivamente, non so quanto è lunga, sono più gallerie. Sono più gallerie, sono 20 km più o meno, tutte di una galleria, una dietro l'altra. Ecco, quindi non è un problema. Bene, quindi ci troviamo in questo posto che è appunto Gargnano. Io poi una volta che scendevo qui da Gargnano, perché poi c'è la parte alta, no? Mi ricordo, stavo rientrando, quindi stavo andando verso l'Emilia e mi fermai in un posto che forse lei conosce perché è in provincia di Brescia. Allora
nell'ambito della provincia, anche se è distante, magari ci si conosce, che è questo posto che si chiama Leon d'Oro, Pralboino mi sembra. Pralboino. Esatto, c'è questo, se si pronuncia così, questo patron che si chiama, mi sembra Martini di cognome, questo signore con la stella Michelin appunto del Leon d'Oro, che appunto parlando di Gargnano dice: io vado in vacanza a Gargnano e la mia vacanza è a Gargnano assolutamente. Vabbè, ma Gargnano è un paese molto ambito, Appunto, non solo me dagli l'ha italiani confermato. che lo conoscono, perché tanti italiani non sanno neanche dov'è e che cos'è, ma anche tantissimo dagli stranieri. È molto ambito. Gli stranieri di un certo livello anche hanno acquistato case e abitano qui. È un posto insomma, questo collega conosce chiaramente anche tutti i ristoranti, li frequenta appunto da clienti, perché chiaramente quando stacca il suo regno è questo. Ecco, quindi sempre in provincia appunto di Brescia. Bene, allora siamo qui a presentarvi questo nuovo chef, in realtà era già qui a Villa Giulia, già da 9 anni. Del 2014 sono qui. Ecco. All'interno di questa struttura. In tempi non sospetti, perché nel 2014 cosa succedeva a Villa Giulia? Trovate un albergo. Eravamo un albergo con ristorante, però ovviamente non avevamo ancora fatto tutto il percorso che poi è stato fatto in seguito. Ecco. Poi quello che poi ha portato anche alla stella Michelin, e quindi era una ristorazione per gli alloggiati, se mi posso permettere. Diciamo che sì, soprattutto per alloggiati, anche se in realtà il ristorante è sempre stato aperto anche per i clienti esterni, ma non è mai stato pubblicizzato. Poi dopo, in quegli anni lì, invece abbiamo cominciato a spostarci un attimo anche per gli esterni, pubblicizzandolo un po' di più. Sì, quindi avete visto che qualcheduno si intrufolava, molto probabilmente. Questo accade anche, per dire, dalla mia parte a Milano Marittima, al Mare Pineta, dove è un ristorante per gli alloggiati, molto frequentato, molto capiente, dove chiaramente poi ci sono gli amici, si ritrovano, e quindi poi qualcuno appunto si infila e chiaramente poi secondo me ha anche delle belle emozioni, insomma, ecco. Quindi la cucina d'albergo in effetti crea delle condizioni agli chef che gli permettono poi di diventare famosi, ecco, quindi poi di essere ultra richiesti. Va bene? Penso di sì. Ecco, quindi con noi c'è Denis Pascenko, che tra l'altro è originario ucraino. Ecco, quindi abbiamo beccato appunto lo chef appunto di questa purtroppo zona martoriata. Io adesso non sono aggiornato sulle ultime cose, noi siamo qui a parlare di piacere della vita perché effettivamente Gargnano è questo, ecco, quindi per cronaca è chiaro che anche in radio ci stiamo occupando chiaramente, anche noi tutti i giorni, di informare chiaramente come stanno andando le cose. Quindi se sei arrivato direttamente dall'Ucraina, come si dice, Ucraina e Ucraina è uguale? Ucraina si dice. Ucraina. Si dice Ucraina, se io dico Ucraina è un sinonimo, cioè cioè si usa, no? In Italia sì. Ucraina no. Sarebbe proprio il termine. Allora, ogni tanto mi scappa, ecco, quindi mi scappa anche perché poi dire sempre Ucraina, così cambio, e quindi bene, quindi tu arrivi direttamente qui Sono a Villa arrivato Giulia. qui a Riva del Garda per fare a scuola alberghiera nel 2006 e da lì ho intrapreso questo. Sono molto giovane, sono del 91, ho 30 anni, 31 quest'anno, quindi sono molto giovane. Sono arrivato apposta per fare la scuola alberghiera a Riva del Garda, in Trentino, e così finendo la scuola è iniziata la mia avventura, diciamo, nella ristorazione, nel mondo di hotel, ristoranti e tutto così. In Villa Giulia sono arrivato nel 2014, affiancando lo chef Maurizio Buffi. Con lui era già qua Buffi. Lui sì, era già qua da un anno, mi pare, 2013 lui qui. Maurizio, perché poi ce n'è uno anche in Puglia, che si chiama sempre così di cognome. Sì. E niente, da quest'anno ho avuto questa bellissima opportunità, diciamo, per procedere, per andare avanti, a prendere la situazione in mano. E c'è stato questo avvicendamento. Ecco, c'è stato questo avvicinamento in cucina, che poi devo dire capita. È vero che poi lo chef magari se ne va, informa la Michelin chiaramente della sua partenza, e quindi diciamo la Michelin è molto preciso, in questo caso toglie la stella Michelin in attesa poi di vedere come stanno andando le cose. Sì, ma e magari mi hanno chiamato dalla Michelin per spiegarmi appunto dove era giusto azzerare, e poi se arriverà qualcosa sarà merito appunto suo.
e quindi io sono proprio reduce da questa cena dove ho appurato appunto che il menù molto probabilmente è migliorato, come in generale poi comunque la ristorazione è migliorata anche durante il Covid, anzi magari si è lavorato anche più in laboratorio per prepararsi poi appunto alla ripresa, e devo dire che insomma mi è piaciuto questo menù apparentemente molto semplice di 4 proposte, una vegetale, un menù vegetariano, siamo a ecco, colori, ecco, e poi c'è invece quello di pesce che si chiama onde, esatto. Onde, poi abbiamo la carne. Abbiamo un gioco tra carne e pesce, un menù vento, ecco. E poi abbiamo un menù, diciamo, locale, creativo. Ecco, quindi allora, quello pesce e carne e quello che abbiamo detto adesso sono sempre con la carne. È ogni piatto che è basato con carne e pesce. Ecco. Quindi per esempio abbiamo una tartare di manzo in quello di pesce, chiaramente sarde, in quello di pesce abbiamo pesci di lago e pesce di mare, e pesci esatto. di mare. Nel vegetale chiaramente abbiamo appunto chiaramente i vegetali, formaggi e immagino anche uova, insomma, ecco, tutto quello che deriva, no? I prodotti animali, e invece poi la carne subentra appunto nello gioco tra nello carne e esatto, pesce, esatto, che mi è sembrato molto interessante, dove tra l'altro la vince il pesce di mare, cioè il pesce di lago. Quindi diciamo abbiamo molte proposte di lago, perché poi la carta, se non ricordo male, infatti fatta molto bene, perché poi eventualmente si possono prendere quanti 2 o 3 piatti si può scegliere. Ci sono 2 formule, 2 piatti più dessert oppure 3 piatti più dessert per chi non vuole mangiare tutto il degustazione, oppure anche per chi vuole mescolare i vari piatti dai 4 degustazioni. Certo, anche perché gli alloggiati poi possono, per dire, andare stando qui più giorni. Esatto, possono scegliere queste 2 formule, così hanno più scelta, ecco, esatto, senza quindi c'è dover anche mangiare. questa appunto con un prezzo, quindi diciamo non si ripetono quindi i nomi poi di piatti che sono quelli comunque, ecco, quindi possono essere estrapolati, quindi mi sembra insomma una bella presentazione. Questo per il gourmet, come abbiamo messo appunto nel titolo, sarebbe tra l'altro un ristorante che è nato quest'anno, è nato l'anno scorso, questo della terrazza. È nato con l'avvento del Covid, abbiamo portato la terrazza che era di sotto, il gourmet l'abbiamo portato al primo piano della villa storica, ecco, dove abbiamo ridotto leggermente ancora i coperti, perché appunto per una questione di distanziamento, e poi adesso l'abbiamo lasciato lì perché comunque ecco, è molto bello, anche le sale interne storiche, in caso di brutto tempo si serve dentro. È un miglioramento, bello, ecco, un miglioramento, è tra l'altro esclusivamente in esterno, mentre invece di sotto praticamente invece sono queste belle vetrate che sono proprio cisellate, no? Nella forma della villa, perché la villa, insomma, la Villa Giulia, quindi dovrebbe fare una trasmissione apposta per tutta questa storia che sicuramente c'è dietro, eccetera, eccetera. Ecco, devo dire, sono tutti punti particolari che ho notato e che difficilmente si vedono negli alberghi, però evidentemente Gargnano è un po' così, non so per quale ragione, cioè da secoli è meta. Ma sì, ma Gargnano è sempre stato anche in passato molto molto ambito, sempre questo microclima evidentemente. Molto elegante, con i palazzi storici, poi c'erano delle famiglie appunto storicamente, una volta che insomma anche i Feltrinelli editori eccetera, ecco, quindi è sempre stato, non ultimo è arrivato anche Mussolini ovviamente. Quello sì, lui era sia qui a Feltrinelli che poi a Gardone, mi sembra, alla Villa Fiordaliso, no? Le sue dépendance, no? Dove portava le sue donne da bravo romagnolo, e aveva anche buon gusto, secondo me, io lo dico spesso, appunto perché aveva scelto chiaramente qua piuttosto che la Riviera Adriatica. Aveva anche comunque, ed ha ancora, perché è ancora là, un'altra dépendance che è il Castello di Rocca delle Caminate, proprio un castello che sta diventando penso un museo, comunque l'hanno appunto restaurato, dove sia lì che anche a Castrocaro Terme, cioè c'è appunto la stanza e quindi anche lì a quanto sembra insomma Mussolini insomma portava le sue donne. Bene, quindi abbiamo detto allora intanto il gourmet che ha una nuova sistemazione, quindi è una sala che poi non è una sala perché appunto è una
una terrazza, però è quasi come una sala. Sì, no, una terrazza quando è bello, quando poi è brutto c'è la sala c'è interna. gli stessi coperti appunto all'interno, però anche la terrazza, visto che se ne parlava, il fatto che gli stellati Mission 1, 2, 3 stelle Mission tendenzialmente devono essere al chiuso e quindi hanno proprio un limite anche di tavoli, poi in base chiaramente ai coperti, anche i tavoli da 4, da 2, chiaramente la sala appare sempre piena. Sì, sì, sì. Ecco, e quindi ecco, diciamo che la vostra terrazza è particolarmente avvantaggiata in questo momento, è questa ventina appunto dei coperti massi, quindi sì. Ecco, quindi voi vi potete permettere tranquillamente insomma di stare in questo che è uno standard un po' nascosto, ecco, quindi, perché purtroppo secondo me anche dove si serve la colazione sarebbe un po' troppo aperto per questi standard appunto che vi dicevano, che non sono scritti ma si possono capire poi appunto dai risultati. Quindi sala gourmet esclusivamente per la cena, sì. Dico bene? Sì. Adesso abbiamo quindi poi la parte sotto che è riservata poi al pranzo. Sì, dove facciamo le colazioni, il pranzo e dove da quest'anno apriamo questo bistrò. Questo è nuovo quindi? Questo è nuovo di quest'anno, dove appunto vogliamo proporre ai clienti qualche per chi magari proprio clienti in casa non volessero tutte le sere dover mangiare al gourmet, ma hanno un'alternativa sempre sulla terrazza, separata dalla terrazza gourmet, dove verrà appunto servito questi piatti al bistrò. Beh, proposta tradizionale, diciamo così. In effetti il ristorante gourmet chiaramente è un po' impegnativo, però devo dire sono sforzi che si fanno comunque, ecco, quindi, perché sì, è un contesto dove, devo dire nel vostro caso, comunque effettivamente è uno charme, diciamo da Grand Hotel, qui siete 4 stelle, ma potreste essere tranquillamente, grazie tra l'altro a questi servizi, sono 5 stelle molto, tranquillamente, per non dire addirittura L, lusso. E quindi insomma ecco questo bistrò su cui state lavorando è già operativo? No, i prossimi giorni. Ecco, quindi con giugno. Momenti di apertura, diciamo. Lì poi si faranno anche altre cose, non dico la pizza, però si faranno delle cose. Andiamo a sfruttare un po' il barbecue che abbiamo in cucina, quindi una bella carne alla brace, per poi fare una proposta tradizionale su qualche dei primi, diciamo, classici, tipici italiani, una bella carbonara semplice, magari andare su qualcosa di estivo, utilizzando del pesce del lago, anche in quella carbonara, intendevo. Certo. Questa è una pasta fresca, è un'assoluta novità. Una tartarina semplice, diciamo, indifferenziare la proposta del gourmet, quella che stiamo facendo la sera, darla anche allo stesso cliente, alla proposta un po' più semplice, solo ai clienti della casa, non per gli esterni, assolutamente, la terrazza, di farla sfruttare in questa maniera. Ecco, quindi praticamente un aumento, diciamo, dei coperti, oltre alla ventina del gourmet, diventeranno, non so, 60. No, perché comunque la nostra intenzione è quella di fare appunto sempre 20 coperti al gourmet e fare una ventina anche al bistrò. Perché sempre questi numeri qua. Sempre che poi in altra stagione magari sono solo gli alloggiati, ecco, quindi alla fine. Quindi ecco un servizio che si fa per gli alloggiati. Ecco, una cosa che accade qui anche in altri alberghi, perché in queste zone la tendenza è di avere ristorante gourmet che è per gli alloggiati, quindi chi chiama e vuole prenotare chiaramente si sentirà dire che dipende chiaramente anche dalle scelte di chi alloggia, che ha una certa priorità, ecco, quindi è chiaro che se non prenota chiaramente rimane senza cena, ecco, quindi lo deve comunque fare, ma è chiaramente avvantaggiato rispetto agli esterni. Quindi diciamo c'è questa cosa che magari qualcheduno chiaramente poi con nuove strutture, senza fare nomi, chiaramente un po' insomma ne approfitta, ecco, di questa cosa, questo meccanismo, ecco, che fa capire chiaramente che c'è un ristorante importante, ecco, quindi bene, e quindi allora ecco, questa cucina che io ho apprezzato è una cucina dove c'è la mano d'autore di uno chef appunto dell'Ucraina. È una cucina dove sono stato fortunato, dico la verità, nel momento così un po' difficoltoso con il personale, ricerche, un po' per tutti, no? Sono stato fortunato a trovare veramente dei ragazzi stra in gamba, giovani. Che è una brigata che era già qua, la brigata degli chef, è stata ricomposta durante l'inverno. Tutto in ultimi momenti prima dell'apertura, diciamo, da quando è tutto stato preso in mano. Quindi tu c'eri già e ci sono aggiunti altri
Ho aggiunto in questo momento siamo in 6 persone in cucina, dove dal giugno, quando iniziamo a essere pieno regime, con l'apertura del bistrot, arriviamo a raggiungere anche 7 persone in cucina, quindi siamo sistemati veramente, veramente bene per coperti che andiamo a fare, per servizi che andiamo a fare. I ragazzi sono giovani, molto, molto volenterosi, e quindi c'è un'atmosfera e un'armonia dove ci si diverte e nel frattempo si lavora. Quindi siamo tutti molto appassionati. Ho avuto veramente una fortuna e sono veramente soddisfatto di avere una brigata del genere, la prima mia brigata. Tutto qui. No, sono bene, bravi. Ma in passato, visto che avevate solo il gourmet, no? Sì. Quindi questi 20-22 coperti, facevate delle sere a tema, cioè delle cose durante l'estate che magari erano tipiche, giusto per sdrammatizzare. Vi è mai capitato? Qualche volta. Allora adesso ci sarà invece questa opportunità che chiaramente poi permetterà di avvicinarsi in un certo senso, quindi anche i curiosi potranno anche accedere più facilmente chiaramente a questo bel posto, perché in effetti a me capita in certi posti anche della Relais Château di trovarmi quasi meglio al ristorante degli alloggiati, al bistro, piuttosto che il gourmet che viene fatto per quelli chiaramente che cercano stelle, eccetera, eccetera, magari vanno una volta. Sì, perché non se è tornassero detto, il giorno dopo, non è detto che mangiare un piatto semplice non vada bene, o no? Ecco, quindi ecco, bene, complimenti. Quindi questo è già un punto a favore. Poi lui non l'ha detto, ma lo dico io, c'è il pasticcere. Assolutamente sì. Che non c'era prima. Cioè, No. C'era, ma era lo chef. C'era lo chef, oppure e lo facevi tu. No, c'era lo chef che si occupava di quello, esatto, Maurizio Buffi, l'executive chef con cui... L'executive chef nel senso che lei era la chef. Cioè, Esatto. nel senso che lei era proprietaria, chiaramente lui proponeva e doveva essere, ecco, no, perché questo executive viene particolarmente abusato, siccome prima ho accennato un albergo da queste parti, recente, dove praticamente hanno scritto in grande, hanno scritto executive chef Alfio Ghezzi, si è capito di cosa si tratta. Alfio Ghezzi in effetti è un executive nel momento in cui c'è un proprietario che si mette d'accordo con Alfio Ghezzi. Non so come possa fare, sinceramente, cioè Alfio Ghezzi è uno chef, quindi o si fa così o altrimenti. I più famosi sono veramente degli chef, quindi, o così o niente, tipo questo che fa cucina vegetale praticamente a New York, che aveva una serie di ristoranti nel mondo, dove chiaramente i proprietari di albergo hanno detto: noi chiaramente abbiamo massimo rispetto per la cucina di questo genere, però il nostro locale non può fare un cambiamento del genere, che è quello quello del 11 Madison Park, hanno scelto appunto Svizzera, che ha fatto questa scelta. E quindi esatto, tu sei l'executive chef, perché in Italia riempie molto, perché è più lungo, sembra quasi, esatto. ecco, per dire solo chef, perché lo chef sarebbe il capo di qualsiasi cosa, invece da noi in Italia è diventato un po' che quello che cucina. Quello che cucina è uno che cucina, ecco, quindi poi c'è il capo di tutti i cucinieri, questo è appunto lo chef. No, ho voluto citare questa cosa perché passando da Limone ho visto questa cosa, e poi chiaramente quando io ho fatto il reportage chiaramente ho messo che c'è un executive chef, nel loro caso giapponese, ecco, che certe volte poi è quasi meglio. Cioè, se lo chef non c'è, visto che tu adesso sei arrivato chef, te ne vai. I tuoi cuochi chiaramente devono continuare a fare chiaramente i piatti che tu gli hai, no? Sì. E hai detto, quindi devono essere quasi meglio, perché poi quando c'è lui magari deve sperimentare qualcosa no? Tu quando ti inventi un piatto che poi loro dovranno fare, chiaramente devi usare qualcuno come cavia in un certo senso, no? Per vedere se funziona. Poi è chiaro che una volta messo a punto un piatto, poi chiaramente chi lavora deve perfettamente eseguire, come ho visto poi del resto, appunto abbiamo un servizio impeccabile, abbiamo appunto tutti i camerieri in sala, insomma, che servono rigorosamente il cliente, e questa penso sia la cosa importante, no? Per un risultato finale. Quindi ecco, quella del pasticcere mi è sembrata una bella cosa, anche questa che avete aggiunto quest'anno, e quindi
Per migliorare il tutto ci voleva proprio un tocco. Sì, il migliorare, perché l'aggiunta anche poi del bistrò è utile. Adesso voi avete già le colazioni, avete gli snack, cioè nel senso abbiamo che... le colazioni, abbiamo la carta light a pranzo, e abbiamo la carta snack in pomeriggio. Ecco, quindi sì, c'era solo il gourmet, ma c'erano tutte queste cose a colazione, quindi diciamo che il bello della ristorazione è che puoi avere come dire, lo specchietto delle allodole, che è il ristorante gourmet, che il più delle volte difficilmente guadagna quando ha 1 stella, 2 stelle. Poi c'è un'attività di catering, c'è un'attività di bistrò, dove chiaramente invece questi locali invece fanno numeri. Lo sa bene Georges Blanc, che ha 3 stelle Michelin, ma ha una ventina di bistrò, come Paul Bocuse hanno creato comunque, questi locali esistono ancora, Cardinali appunto di Lione, dove appunto trovi una cucina tra l'altro sotto i 35 euro per ottenere il fatidico Bib Gourmand, che non so se a voi potrebbe interessare o avete già deciso i prezzi del bistrò com'è? Sì, qualcosa sì. Adesso tutti i giorni poi, siccome è una cosa nuova, ci viene in mente qualcosa e aggiustiamo. Andiamo tutto a perfezionare. Perché c'è poi quello che dice no, io il Bib Gourmand non lo voglio, però magari ha un prezzo a 36-37, leggermente fuori perché non lo vuole. Insomma, anche quelli che dicono che non vogliono una stella, poi se gliela danno, se la tengono. Ecco. Sì, ma noi non lavoriamo né per la stella né per il gourmet, noi lavoriamo perché bisogna fare un bel lavoro per i clienti. Dopo, se i riconoscimenti arrivano bene, siamo contenti. Quindi non ci avete guardato al prezzo del bistrò, insomma, i piatti. Ecco, quindi ecco, tornerà a tornare un'altra volta. Bene, altre cose che possiamo dire, perché qui bisogna venire chiaramente, anche perché anche la vostra auto si troverà benissimo appunto qui di fianco appunto alla limonaia, sotto l'ombra della vigna, perché sembra strano, ma per esempio in un posto come Sorrento, dove c'è il Grand Hotel Excelsior, c'è un grandissimo parcheggio nei loro immensi giardini, dove uno può mettere l'auto, che la tua auto sta là comodamente, e qui anche poi la vedi magari da una finestra di una stanza, la vedi dai sempre occhi, è là, tutta tranquilla. È al sicuro, tranquilla. Esatto, quindi il contesto è questo, che chiaramente bisogna provare sia venendo al ristorante, ma soprattutto alloggiare. Ecco questo. Sì, anche perché rispetto a prima del Covid abbiamo fatto la spa nuova, ci sono 3 suite nuove, quindi tutti gli anni, insomma, nel nostro piccolo. Ecco. Che adesso in questo momento è privatizzata, com'è la spa, come funziona il servizio? Sì, adesso la spa praticamente la riserviamo in forma privata. Sì. I clienti hanno la possibilità di essere loro da soli per 1 ora e mezza nella spa. Infatti il Covid un po', se vogliamo, ha insegnato questa cosa di sfruttare la spa magari 1 ora tutti, piuttosto che tutti assieme, che poi magari non ci va nessuno, e sprecare poi anche dell'energia, perché immagino che ci sono dei consumi notevoli, ecco, quindi quindi poi, insomma, in forma esclusiva, per il cliente sicuramente è meglio, insomma. Certo, quindi migliorie in generale appunto dell'offerta, quindi vi salutiamo qui da Gagnano, sempre che non ci siano altre cose che ho dimenticato. No, magari l'ultima cosa che vorrei aggiungere, visto che ci siamo migliorati, abbiamo migliorato anche il pontile, che quindi adesso c'è possibilità anche di attraccare con i motoscafi. Ah, non c'era? Era più corto, e quest'anno l'ho fatto più lungo, proprio per avere l'attracco dei motoscafi. Quello in effetti è molto interessante qui, perché poi in realtà siamo sul lago, però c'è sempre quell'idea un po' di Costa Azzurra, anche di costiera amalfitana, cioè l'effetto poi è appunto lo stesso, e il bello ad esempio a Nerano, Massa Lubrense, è proprio di arrivare appunto, magari per chi sta viaggiando nel Mediterraneo, andando a Capri, fare una tappa per esempio al ristorante Quattro Passi o da Don Alfonso, dove praticamente i clienti inizialmente arrivavano dal mare, cioè quasi esclusivamente, quindi vengono recuperati poi con queste cabriolet particolari molto tipiche di quelle parti, tipo non so, la 500 cabriolet, come oppure la versione station wagon e quindi vengono recuperati in maniera molto pittoresca, e quindi anche qui chiaramente immagino che la cosa, insomma,
Sì, perché l'estate insomma parecchia gente ormai ha il motoscafo, prende i motoscafi a noleggio, ma come a anche Venezia con la barchetta. Ecco, ma esatto. anche i clienti in casa, alcuni hanno i motoscafi e quindi insomma il pontile è sicuramente un valore aggiunto. Bene, altra miglioria che crea chiaramente delle ottime basi, ottime condizioni al nostro chef a disposizione, che poi attenderà chiaramente i risultati che sicuramente non mancheranno, e quindi saluti dal lago di Garda. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ecco.